Benvenuti, signore e signori. Questo convento è comunemente noto come il convento di Marcellino, perché qui visse un bambino chiamato appunto Marcellino. La sua storia è stata tramandata fino ai giorni nostri. Potete acquistare all'ingresso del convento opuscoli che ve la narreranno in varie lingue, come anche fotografie. Ragazzina, stai attenta che si rovi. Questo quanto costa? 5.000 lire. È una cosa bella, un bel ricordino. Che fai, Alberto? Su, andiamo, Che ragazzi. cos'è? È un libro su questo Marcellino. C'è tutta la sua storia. Lascia stare, tanto ce la raccontano adesso. La mia storia incominciò da queste parti nell'anno 1600, non ricordo bene l'anno esatto. Ricordo però che c'era stata una guerra come tante altre. E anche quella volta i frati erano scesi dal convento per dare conforto alla gente. L'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida. Abbi fede, fratello, Dio t'aiuta. Assolviamo i morti, fratelli, ma pensiamo anche ai vivi. Ego ti assolve in nomine Patris, Ma et io- Filii e Spiritus Io sono Sancti. ferito, non sono mica morto. Conserva questa benedizione per quando morirai davvero. Ci tocca a tutti prima o poi. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Coraggio, Io vi fratelli, protegga, Signore vi fratelli. accompagni. Andiamo, padre. Pregate per noi, padre. Ma questo cos'è? Aspetta, aspetta. Là, là. Non è possibile. E questo sono io. Lo vedi dove si trovano i bambini? Sotto i cavoli. È vero. Prendilo su. No, prendilo tu. Ho paura di fargli male. Anch'io. Non possiamo mica lasciarlo qui. Ma i genitori? Chi lo sa. Cosa si fa in questi casi? Ma tiriamolo su intanto. Tu per la testa, io per i piedi. Sì, sì. Attento.
attento, eh. Piano, piano, piano. Ehi, fratelli! Che cosa fate? Abbiamo trovato questo, un bambino. Non avete mai visto un bambino? In un campo di cavoli, no. Anch'io. L'hanno lasciato solo. Non c'è nessuno. A chi dobbiamo darlo? Cosa dobbiamo farne? A me, datelo a me. A me i bambini mi vogliono bene. Vediamo se si trovano i genitori prima che faccia buio. Che bello! Portiamolo al convento. Ho visto? Fratelli, venite a vedere! Non è vero che un bambino piccolo, appena nato, non vede e non capisce niente. Invece capisce tutto, solo che non sa dirlo. Io, per esempio, stavo tranquillo e avevo smesso di piangere, perché nelle braccia di Fra Giocondo mi sentivo al sicuro e il movimento mi dava benessere. Apri! Apri, fratello! Apri, frate portinaio! Oh, ti hai messo paura, no. Scusalo. Guarda cosa ti abbiamo portato! Piano, non sono mica solo. Oh, scusa, dai. Guardalo, ti piace? È piccolo, piccolo. Dai, bello. Andiamo, sì. Ciao, 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 ciao. Che succede? Da dove viene questa creatura? Non è più né padre né madre. Ne siete sicuri? Abbiamo chiesto a tutti quelli che abbiamo incontrato. Era abbandonato dietro una casa distrutta. In nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Domani riprenderemo le ricerche. Chiedete in giro, indagate. E se veramente i suoi genitori sono morti, troveremo con l'aiuto di Dio una brava donna e un bravo uomo che gli facciano da padre e da madre. Bello, dai, andiamo. Piano, non correre. Che succede? L'abbiamo trovato noi. Io e Frate Eusebio. Tutto in una casa diroccata sotto un cavolo. Piano, piano. La prima cosa che vedevo erano tante facce di frati. Chi sorrideva, chi no. Tutti con la barba e con i capelli tagliati a scodella. Fermi! Se non è mascolo, non può trasire. È la regola. E allora cosa si fa? Fra Giocondo, cos'è? Maschio o femmina? Ma perché non possiamo... È vero. Fra Girolamo ha ragione. È la nostra regola. Verificalo. Sì, sì. Cosa gli fanno? Eccolo! Ottiene! Può trasire. Vediamo se mi riesci a dargliene un po'. Bravo, su, buono, prendi. Apri un po' la bocca. Adesso ti provo io col dito. A me i bambini mi vogliono bene. Ecco. Su, tieni, sì. Ma così ero buono anch'io, scusa. Visto? Sì, però, guardalo un po'. Era un latte un po' salato, ma lo bevevo volentieri, non si poteva fare difficile. Mi piace. Ah, sì? Facci bene, fratello. Ehi, Che c'è? fallo vedere anche a me. Ma è Ruttino, ha mangiato da poco. Che cos'è? Oddio santo, è un bimbetto, piccolo. E a maggior ragione che lo vorrei vedere. Va bene. Ma stai attento a non spaventarlo, Parla piano, mi raccomando, piano. Fammi vedere gli occhi. Piano. Oddio, che begli Dobbiamo occhi andare che via, c'ha. Lasciamolo toccare almeno, voglio tenerlo un po' qui con me. Domani forse sarò in paradiso. È bellino, eh? Anch'io una volta ero così piccino. Ora invece sono vecchio e sto tanto male. Agite in buona fede e per il bene del bambino. Vi mando in due perché in due si ragiona meglio. E ricordate di valutare bene la serietà delle persone alle quali vorrete affidare il bambino. Il Signore ce l'ha dato e noi dobbiamo custodirlo e decidere per lui. Dallo pure a frate Eusebio. Se non trovate nessuno, proponetelo anche al convento delle Clarisse. Sono donne e loro certamente sono più adatte di noi ad allevare bambini. Andiamo, pace e bene. Pace e bene. Che il Signore vi assista. Fra Giocondo piangeva per la mia partenza e anch'io. Mi ero fatto degli amici e già dovevo lasciarli. Ecco, mo vi regalo un po' di farina che porterete al vostro priore come omaggio.
E voi sapete quanto mi sono devoto. Anche perché da quando sto sotto la vostra protezione non ho più nessun guaio. Vi ricordate l'anno scorso? Quel fulmine, invece di cadere sulla mia casa, se Dio vuole, cadde lì. E ammazzò quel povero mio cognato, che per fortuna era già ammalato. Dov'è che dobbiamo andare? Di qua, di qua. Ecco la mia Rosa. Il latte le esce da tutte le parti. Potrebbe allattare anche tre vitelle. E non ti vergognare, Rosa, loro sono frati. Vediamo se il tuo latte gli piace. Attaccati. Perché? Tu fa come ti dico io. Va bene. Qua. Piano, Che non è bello questo abituata. bambino. Chi è il suo papà? Veramente non ha né padre né madre. Il Signore ce l'ha mandato, ce l'ha fatto trovare. Sotto un cavolo. Voi cosa state qui a guardare? Via, fannullone al lavoro, non perdete altro tempo. Ah, da me niente sfaticati. Anche il più piccolo ha 3 anni e se Dio vuole già lavora. Qui tengo solo i maschietti, con la frusta li faccio filare. Le femmine, tutte al convento. Il vostro è maschio, no? Dai, Rosa, dagli il latte. Sì. Ah, no, ci dispiace, è femmina. Come femmine? Avete controllato? Siete sicuri? Piace bene. Ehi, non scappate. Corriamo, fratello, e ringraziamo il Signore. Dio sia lodato. Esultavano, e anch'io, perché se avessi potuto parlare gli avrei detto che era inutile che si affannassero tanto per disfarsi di me, perché quello che volevo io era di restare con loro. Ma come avrei potuto dirlo, visto che ancora non sapevo parlare? Perdonate, sorelle, ma dovreste essere per lui come delle buone mamme. E soprattutto dargli latte materno, perché noi non riusciamo proprio, capite, vero? Sì, c'è proprio difficile, direi impossibile trovare latte di donna in un convento di frati. Anche con l'aiuto di Dio. Ma cosa state dicendo? Pensavamo che... Latte di donna. Sì? Ma perché ci avete preso? Spose di Non vi Cristo siamo. arrabbiate, sorella. Pensavamo che qui forse siete così tante. Almeno una potesse dargli latte materno. Succede a volte. Noi pure siamo vergini e immacolate. Venite, sorelle, preghiamo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, Chi vuole questo bel bambino? Chi vuole questo bambino? No, Chi lo vuole? zitto! Chi vuole? Non così, devi dire, cerchiamo la madre di questo bambino. Cerchiamo il padre. Un parente che gli voglia Questa bene, che si avvicina. qualcuno. Questa è una vera mamma, questa ce lo porta via. Allora, guardatelo bene questo bambino. L'ho visto. È proprio vostro? Beh, veramente io... Siete proprio sicura che non vi state sbagliando? Purtroppo non è della mia povera sorella. Peccato. Se l'avesse riconosciuta l'avrebbe detto, ti pare? E con un altro. Anche voi, guardatelo bene prima di dire che è vostro figlio. Lo riconoscete? Quanto ne volete? Come sarebbe quanto ne vogliamo? No? Non è mica in vendita. Noi cerchiamo una persona buona e affettuosa. Un vero padre di famiglia. Andiamo via, dai. Ah sì? Te l'avevo detto, nessuno lo riconosce. Non lo vuole nessuno. Su, torniamo a casa, sai? Sì, tornavo trionfante e risalivo quella china che al mattino avevo disceso con tanta apprensione. Avevo paura che... Nessuno lo riconosce, nessuno lo vuole. L'abbiamo mostrato anche sulla piazza, ma niente, nessuno se lo prende. Hanno avuto tanti guai con la guerra. Così penso che l'unica è che ce lo teniamo noi, per farne un buon frate. Anch'io la penso così. Dite la verità? Sì, padre, nient'altro che la verità. Bene. Lasciatemi solo. Pregherò lo Spirito Santo affinché mi illumini.
Il Signore mi ha illuminato. Il bambino resta con noi. Che peccati hai commesso, frate Eusebio? Ho detto qualche bugia, ma a fin di bene. E sei sinceramente pentito? Pentitissimo, sinceramente. Per penitenza dirai 10 pater, ave, gloria, ego te assolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Di quale peccato ti senti colpevole, frate Ilario? Ho detto qualche bugia. Ho mentito al mugnaio e a sua moglie, ho maltrattato una povera donna e uno zingaro. E ne sei pentito? Sì, pentitissimo. Anch'io ho fatto tutto questo a fin di bene. Dirai 20 pater ave gloria, ego t'assolvo peccatis Ah. tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater nostro, qui es in cielo, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostro. Fiat voluntas tua. Fratelli, propongo di offrire al nostro Signore un giorno di digiuno affinché la creatura che abbiamo adottato cresca onesta e giusta. Uno giovane aveva preso un dì molte tortore, quali, portando a vendere, si scontrò in San Francesco, il quale aveva sempre agli animali singolare pietà, massime agli mansueti. Però, riguardando quegli uccelli con gli occhi pietosi et mansueti, disse: «O giovane da bene, priego Durante i di pasti darmi Fra queste Sapiente torte, raccontava che sempre uccelli delle sono favole. innocenti, Mi sono piaceva molto affidati ad lanie ascoltarle. caste, umili e Parlava di non uccellini vengano e di a altri mano animali. crudeli, ed siano malamente uccise. Ancora non sapevo quanto era dura la vita dei frati. Ogni notte si alzavano per il mattutino, quando il mattino era ancora lontano, e andavano in chiesa a pregare. Ma porta anche lui. O Dio, Vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia. All'alba si svegliavano di nuovo e tornavano in chiesa per la messa. Avevo tanti papà, ma nessuna mamma.
piccino, che bel bamboletto. Questo bambino non può chiamarsi carino, piccino, bamboletto. Ha diritto ad un nome cristiano. Giusto, possiamo chiamarlo Orlando, è il mio nome, ma glielo regalo volentieri, padre. Il mio invece è Giocondo, più un nome da bambino. Ma è molto meglio Orlando, neanche da paragonare. Oh, qual è il santo di oggi? Secondo il calendario è San Marcello. Bene. Allora lo chiameremo Marcello. È meglio Marcellino, è così piccolo. Domino Gesù Cristo. Mentre i frati erano in preghiera accadde un fatto misterioso. I frati pensavano che la mia madrina fosse quella dipinta sul muro. Invece mi venne incontro una donna dolcissima, ma solo io la vedevo. Mi prese tra le braccia e io sentii il suo calore e la tenerezza delle sue carezze. Fu una sensazione nuova che non avevo mai provato. Era la mia mamma. Fu lei che mi porse alla fonte perché ricevessi il battesimo. Marcellina, ego te battiso, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Poi scomparve, senza che nessuno eccetto me l'avesse vista. Buon Natale. Pace bene, fratello. Buon Natale. Grazie, fratello. Buon Natale. Era il primo Natale che trascorrevo in terra. Guardalo, bambinello, si muove. Che si muove? Ti pare a te? Sì, si muove. Che è vero! Io vedo che si muove. Tornate indietro, non si può. Miracolo, miracolo! Miracolo! Ma che miracolo, è il bambinello dei frati, me lo volevano dare a me, non l'ho voluto perché è femmina. Et in terra pax hominibus, ore voluntaris, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Erano passati 6 anni, ma non era cambiato nulla nella vita del convento. Solo io ero cresciuto. E questa che lettera è? Questo è il santo che si è fatto bruciare. Ma vivo? Sì. Come si San chiama? Lorenzo. Giusto. Allora che lettera è? L. Sì, benissimo. E questa qui che lettera è? Come si chiama lui? È San Sebastiano. Sì. Lettera? S. S. E quest'altra che lettera è? Che cosa gli è successo a lui? È quello che si è fatto mettere in croce come Gesù. E come si chiama? Andrea. Dunque la lettera? A. Benissimo. E adesso un po' di scrittura. Sì, ma poco poco. E perché poco poco? Che ti voglio fare delle domande. Va bene, poco poco però. Che cosa vuoi sapere? Perché hanno crocifisso Gesù? Sono gli uomini cattivi che l'hanno crocifisso.
perché gli uomini cattivi hanno crocifisso lui, che era così buono? Proprio perché erano cattivi e lui era buono. Allora erano cattivissimi. Sì, cattivissimi. Basta così per oggi. Ma perché Dio l'ha permesso Cosa? di crocifiggere suo figlio? Perché il Signore è talmente buono da lasciare sacrificare suo figlio per purificare il mondo dai peccati commessi dagli uomini. Anche dai miei? No, dai tuoi no. Tu sei buono. E Gesù ti sorride e ti protegge in ogni momento della tua vita. Ma sei morto. Sì, però il terzo giorno è risuscitato. È tornato a vivere di nuovo ed è salito in cielo da suo padre. E allora ha fatto finta di morire. Marcellino, oggi è una bella giornata con tanto sole e aria buona. Vai fuori. Vai a giocare sotto gli alberi. Ma io preferivo andare a giocare in chiesa. Mi sentivo più a casa mia. Marcellino! Dove stai, Marcellino? Marcellino! Marcellino? Marcellino! Vieni, guarda qui. Che vuoi? Figlia, Cocca l'ha fatto per te. Bevilo. Sa che ti piace tanto. Grazie, fra Pappina. Dormi? Guarda che cosa ti ho portato. Oggi Cocca l'ha fatto per te. Sa che ti piace. Come tu sei buono. Ma per me è sprecato, tanto mi rimane così poco da vivere. Domani forse sarò un paradiso. Una volta anch'io ero piccino come te, ora sono tanto vecchio. Bevilo. Dal cielo? No, c'era un carro con gente che cantava sopra e quando il bambino è caduto l'hanno lasciato lì. Ti sei fatto male? Tranquillo. Adesso ci pensiamo noi. Puoi camminare? Tranquillo. Portiamolo su. Così. Piano. Ti fa male la testa? Tu hai visto com'è successo? Sì, è passato un carro di corsa con qualcuno che suonava e cantava. Lui è caduto, ma nessuno se n'è accorto. Beh, quando se ne accorgeranno lo cercheranno e magari torneranno da queste parti. Qui ti fa male? No. Fagli compagnia tu. Gioca un po' con lui finché qualcuno non si farà vivo.
Che cosa ti piacerebbe? Qui possiamo giocare. No, fermati, non le strappare. Questo è l'orto del convento. Vuoi venire a vedere se oggi la gallina ha fatto l'uovo? Avrei voluto fare amicizia con quel bambino, ma non ero riuscito a trovare le parole giuste. No, lasciali stare, gli metti paura ai pulcini. Ecco, sei contento adesso? Li hai fatti scappare tutti. Vengo! Quanta fretta! Hemos perdido un niño. Se è accaduto da nostro caro bambino. Un niño de 8 años. Manuel. Sí, lo hemos encontrado. No se ha hecho nada. Estamos muy agradecidos. Ay, gracias. È inutile pensare che Marcellino stia bene qui con noi. Lui non è felice perché senza madre un bambino non può essere felice. Per lui potremmo essere 12 padri, ma mai una mamma. A me però Marcellino mi dice sempre: tu sei come una vera mamma per me. Sì, come una mamma, non la mia mamma. Sì, ma io gli voglio bene come una mamma. Basta, fratelli, troppe chiacchiere. È vero, Marcellino è un po' triste e noi dobbiamo distrarlo. Il Signore ha voluto che fossimo noi la sua famiglia. Io infatti gli preparo sempre cose speciali, dolci, tanta frutta cotta. Domenica prossima c'è la fiera giù in paese. Marcellino, ti piacerebbe andare alla fiera? Ci andresti con... Con me, Marcellino! Con me! Con me! Marcellino, Con me! vieni con me! Con me! Vieni con me! Marcellino, con me! Marcellino! Silenzio! Fra Girolamo deve dirci qualcosa. Con me! Che ci vede dentro che gli esce un fuoco dalla bocca? Forza Giovanni, provaci tu, sei sicuro che ci riesci? Una te e una te. Stai fermo, dai! Ti spingo io, dai! Non ti seguo, lascio che sia buonato! Stai fermo! Devi stare fermo, urla! Fate la carità. Cosa fanno quelli là? Fanno così per divertire la gente, sono troppi. Vogliamo andare, Marcellino? Guarda, quello è Manuel! È vero, Manuel. Vai! Che fanno quelli? Quello si chiama albero della cuccagna. È difficile salirci, ma chi ci riesce prende tutte le buone cose che sono appese. Marcellino, ora devo entrare in questa casa. C'è un malato che si vuole confessare. Tu aspettami qui. Io torno subito, d'accordo? Che bel giovanottino, padre. Tutto vestito da fraticello. È la prima volta che lo vediamo. Chi è? È Marcellino, un bambino che vive al convento con noi. Com'è carino. Era una festa bellissima. Tutti si divertivano, ma io vestito così. Marco!
ti regalo una bella torta. La più bella che c'è, mangiala che ti fa bene, sai? Grazie. Per carità, per un pezzo di pane. Ho una mela. Grazie, ma la dà la benedizione. Io non posso. Frutta bella, signora! Venite a vedere! Comprate, comprate che la frutta va bene e costa poco! Costa poco e va bene! Manu. Hai vinto questo bel prosciutto. E qualcun altro che vuole provare a salire? Tieni. Grazie. Ti pesa? Non vuoi che lo porti un po' io? No. Avevo ritrovato Manuel, però non l'avrei più rivisto, perché lui era girovago e il suo lavoro lo portava sempre in posti nuovi e diversi, mentre io dovevo tornare al convento. T'ho visto, gli altri ci hanno provato, ma solo tu sei riuscita a salire sull'albero della cuccagna. Come hai fatto? Non lo sai nemmeno tu? Allora forse è un miracolo. No, non lo dirò a nessuno, Manuel, te lo prometto. Manuel, ti chiama la tua mamma. Dopo ci ritorni a giocare con me? Guarda, ho preso un'altra rana. Il trito di cipolle. Cosa c'è? Non ci arrivo. Guarda tu. Tante barchette. Barchette? Sì, barchette fatte con i gusci di noce. Ne inventa di cose, eh? C'è una fantasia incredibile. Ha fatto ammattire. Aveva avvolto in stracci il battacchio e non capivo perché la campana non suonava più. Sta diventando molto impertinente. Ma no, in fondo sono scherzi innocenti. Ci vuole pazienza. È un bambino, si diverte così. Siete mai stati bambini voi? E allora, bisogna prenderla con filosofia. Andate con Dio. Ehi, ma altro che impertinente! Non così! Oh, signora ragazzi! Sì, Era venuta l'estate e io andavo con Fra Giocondo a raccogliere le more. Guarda qua che mani ci abbiamo. Laviamocele. Sì, sì. È vero che la Madonna è la madre di Gesù? Certo. Allora anche Gesù ha la mamma. Tutti i bambini hanno la mamma. Sì, ma io no. Per i bambini senza la mamma c'è la mamma di Gesù, non dimenticarlo. Ma chi sono? Speriamo bene. Quando li vedo ho sempre paura. È il conte! È il conte! Che faccio? Che aspetti? Apri la porta. Arrivo! Aprite la porta, avete capito? Si chiama un muratore, quest'architrave deve sparire o lo butto giù io con un colpo di spingarda. Chiaro?
Pace bene. Pace bene. Non Pace ho intenzione bene. né di abbassare la testa né di scendere più da cavallo quando voglio entrare. Salve, mi aspettavo un'accoglienza migliore. Nei nostri cuori c'è grande gioia per la vostra venuta. Voglio abbellire la vostra chiesa con l'opera di un illustre pittore. Spero che lo apprezzerete, il vostro convento mi sta molto a cuore. E adesso entriamo nella chiesa e scegliamo il posto più adatto all'opera. Non voglio né una natività né una deposizione. Ce ne sono a Iosa e in tutte le chiese. Voglio una maternità, là. Sì. Vedo già un cielo di una grande purezza. La Vergine che tiene il bambinello. Sì. E che viso avrà la Vergine Maria? Vi lascio indovinare. Quello della mia sposa defunta. Una santa donna che merita questo piccolo ricordo. Bene. E chi altri può figurare in un siffatto dipinto? Io, che sono il donatore. Qui, così. Lo sguardo verso i fedeli secondo le regole della buona pittura. Questo piccolo onore mi spetta di diritto, credo. Se qualcuno ha delle obiezioni da fare, parli. Saprò tenerle in debito conto. Bene, siamo tutti d'accordo. Chi è questo fanciullo? Un povero orfanello. È come un figlio per noi. Ha il viso fine. Sì, finissimo. Avete l'occhio di un artista. La nostra è sempre stata una famiglia d'artisti. Andando Santo Lodovico, re di Francia, in pellegrinaggio, visitando i santuari per lo mondo, udita la grandissima fama di frate Egidio, personalmente deliberò visitarlo. Onde venne ad Perugia, dove lui stava, ed giunto alla porta del monastero, ove lui stava, come pellegrino sconosciuto con pochi compagni, domanda il portinaro di frate Egidio, non dicendo Portalo a però letto, cui sta fosse. dormendo. Ecco qua. Marcellino, Marcellino, di le tue preghiere prima di dormire. Posso pregare per la mia mamma? Certo, Marcellino. Madre nostra che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cosa fai lì, curiosone? Non lo sai che è proibito vedere il quadro prima del conte? Scusi, signore, me ne vado via su. No, resta. Ma mi devi dire se ti piace. Non vedo niente. Chi è? Quella è la Madonna, la madre di Gesù. Mi piace, com'è bella. Zitto, che devo finire gli occhi alla Madonna. Lo sai, vero? Che la Madonna è anche la mia mamma. È la mamma di tutti i bambini.
Pace e bene. Renella? Gotta. Amo la buona tavola più di un cardinale. Vorrei parlarvi un momento. Prego, accomodatevi. Quel bimbetto che ho intravisto l'altra volta. Corre voce che ve ne siate appropriato come un giocattolo. Un bambino non può essere mai un giocattolo. Ho fiducia nella vostra saggezza, ma è pur sempre un trovatello che voi avete adottato senza nessun diritto. Nessuno lo voleva. E con noi invece ha potuto avere un'infanzia serena e felice. Ed ora... E ora deve ricevere una buona educazione. E per questo la voglio prendere con me a castello. E inoltre ci sono molte probabilità che quel bambino sia figlio mio. Vostro figlio? Sì. Trovo che somigli molto alla mia prima moglie. Ha lo stesso bel viso di lei, non trovate? Eppure l'avete conosciuta. Beh, vi ricorderete che mia moglie era incinta quando siamo stati messi a ferro e fuoco e che fu portata via dal castello mentre io combattevo. E da allora nessuno l'ha più rivista. Ve lo ricordate, no? Sì. Ho dunque buoni motivi per credere che questo bambino sia suo e mio. Solo Dio può saperlo. Comunque poco importa. Le regole del mio feudo mi impongono di avere un figlio maschio entro i 40 anni. Altrimenti tutto il mio maggiorazgo passa nelle mani di mio cugino Alessandro e di suo figlio Aleardo. Poi però voi vi siete risposato. Sì, con una donna tanto sterile quanto nobile. Io voglio mio figlio. Vieni qui. Avvicinati, piccolo. Io? Sì, vai, non temere. Vai a baciare la mano al signor Conte. Ti faccio paura? Guarda che non sono l'orco delle tue favole. Non voglio mica mangiarti. Sai riconoscere le persone che sono nel quadro che dipinge il nostro bravo artista? Questo sei tu. Questo è Gesù. E questa è la mia mamma. Avete sentito? Quella donna è anche mia moglie. È la voce di Dio che parla per bocca di questo bambino. Ne sono sicuro. Il miracolo è avvenuto. Ho ritrovato mio figlio. Ascolta, piccolo. Se questa donna è tua madre, allora io sono tuo padre. Oh! Cosa fai? Sta attento. No, tutto bene. Come ti chiami? Marcellino. Marcellino. Cosa desideri? Cosa posso fare per te che non hai mai fatto e che vorresti fare? Vorrei andare a cavallo. Tutto qui, a cavallo. Sì. Il bambino ha vissuto una vita semplice in questo povero convento. Non conosce i piaceri del mondo. Sì, li conoscerà. Non è vero, è un imbroglio, una truffa. Non dobbiamo darglielo. Fratelli, io vi ricordo che noi dobbiamo avere fiducia nel prossimo. Anche questo gesto del conte può essere dettato dalla bontà. Che cosa hai da dire? Zitto, parli dopo. Adesso parlo io. Riflettiamo con calma, fratelli. Decidiamo di mandare via così un bambino senza nemmeno sapere se lui è d'accordo. Io non credo che sia giusto, mi dispiace, ma io glielo vado a chiedere ai fratelli. Questo è un suggerimento molto assennato. Ci vado subito. Anche noi. Pure io. Bisogna. Marcellino,
Marcellino? Ehi. Ascolta bene, Marcellino. Il conte ti vorrebbe portare a vivere nel suo castello. Tu saresti contento di andarci, hai capito? Certo, lì impareresti molte cose, avresti anche dei bei vestiti. Però saresti lontano da noi. No, così lo influenzi. Il bambino non si rende conto della situazione. Ergo non può dire il suo pensiero. Lasciamo che si esprima con la sua voce. Per bocca sua parlerà lo Spirito Santo. Marcellino, vuoi andare dal conte? Sì, ci vorrei andare. Ma allora noi... Shh. Dobbiamo rispettare il suo desiderio. Al momento di andarmene senti un grande dolore e sarei rimasto volentieri con i miei buoni frati. Ma non potevo più tornare indietro. Avevo deciso di andare al castello e così doveva essere. Pace bene. Pace bene. Pace bene. Pace bene. Non ci ha nemmeno salutato. È troppo preso dalla carrozza. Dai! Senti? Senti? Quando incontrerai il signor Conte lo chiamerai signor padre. E alla signora contessa dirai signora madre. Bacerai loro le mani. Fammi vedere come fai. Fammi vedere come fai. Baciami la mano. Non così, devi sfiorarla appena, non bagnarla con la tua salivaccia. Ma la mia mamma la posso abbracciare forte? Oh signore, guai a te se lo farai. Potresti sciuparle l'acconciatura, sarebbero guai per tutti. Diventerebbe una vipera. Fai sempre quello che ti dico io e vedrai che non ti succederà niente. Cosa guardi? Ecco il nostro contino. Cammina. Bacia la mano del tuo signor padre. Buongiorno, mio signor padre. Buongiorno. Va a baciare la mano di tua madre. No, quella non è mia madre. Su, non fare così. Marcellino, cosa t'ho detto poco fa? Egli ha visto il quadro che raffigura la Vergine Maria con le sembianze della mia defunta consorte. E si è messo in testa che quella sia la sua vera madre. Ma quella madre sta in cielo e questa signora sarà tua madre in terra e ti vorrà bene proprio come un figlio. Hai capito? Su, va a baciarle la mano. Vai, Marcellino, vai. Ti faccio paura. Non sono mica cattiva, sai. Vieni, bimbo, vieni. Vieni da me. No, tu non sei mia madre. Allora, signor educatore, avete cominciato bene il vostro lavoro. Ripareremo. Ti avevo detto come dovevi comportarti. Tu devi ubbidirmi. Qui siamo al castello. Ci sono regole diverse da quelle del convento. Non devi mai dimenticare quello che ti dico io. Che c'è adesso? Che ti succede? Chi è quello? Ma è un'armatura. La indossavano una volta i guerrieri per non farsi tagliare la testa. E chi c'è dentro? C'è un uomo cattivo che mangia i bambini disobbedienti. Non è vero. Sì che è vero. Faresti meglio a essere obbediente se non vuoi fare una brutta fine. Ma perché dobbiamo... Cammina e non fare più domande. Benedici, o Signore, questi doni che riceviamo dalla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Hai visto cosa succede?
a disobbedire agli ordini del conte? Devi mangiare in cucina, in mezzo agli sguatteri della servitù. Niente carne, solo verdura. E a me la stessa punizione, senza né colpa né peccato. Tanto a me non piace la carne. Ricordati, figliolo, che i ricchi si distinguono per quello che mangiano. Il ricco ha solo carne. Il povero ha 2 foglie bollite. Il ricco è grasso, orbizzo, e il povero è pallido, magro. Vuoi essere povero, tu? Io voglio fare il frate. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Posso pregare pure per mia madre? Certamente, basta che vi sbrigate, dovete dormire. Madre nostra che sei nei cieli. A conti, per la mamma la preghiera è un'altra. Ave Maria, La so. grazia plena. Bravo, però la direte domani. Buonanotte. Agnese, perché non russi? Io? E chi ha russato mai? Al convento dove stavo io, tutti i frati russavano. E beh? Se non russi non riesco a dormire. E che ci posso fare io? Non sono mica capace di russare. Russa, se no non riesco a dormire. Tu sei Gesù. Però non li hai gli occhi. Io sono venuto qui per vedere la mia mamma. Non c'è. Voglio andare via. Aiutami tu a trovare il convento. Va bene, ci resterò ancora un po'. Torno domani. Non andare via. Buongiorno, signor Contino. Alzatevi, c'è sta la sarta e il parrucchiere. Beh, e questo che ha fatto? Si è già alzato. Scusate un attimo. Signor Contino? Signor Contino? Eccolo, lo abbiamo trovato. Tu non ti devi muovere da solo. Perché non posso? Io al convento facevo quello che mi pareva. E questo non è un convento. Tra l'altro qua sei proprio vicino alle prigioni. Guarda, dove va a finire la gente che non obbedisce al conte. Cos'è quello? Una gabbia. Quando il signor Conte vuole punire una persona che non gli piace, la fa chiudere lì dentro e chi si è visto si è visto. Che ci farà dentro da solo? Muore.
gli fate? Poi ce lo mangiamo. Facciamo festa. Hanno una carne tenerissima. Applaudi. Hai visto come sono stati bravi? Marcellino! Forza, cucinieri! Sbrigatevi un po', ho fame. Coraggio, Marcellino, è buono. Assaggiatela almeno. Per favore, signor Contino, mangiatela. Mangiatela, la dovete assaggiare. Sentite, signor Conte, io non so più che fare. Va pure, ci penso io. Perché non vuoi mangiare? Non mangia carne. Allora non diventerai mai un uomo, ma una femminuccia. Certo al convento non ti ci hanno abituato. Ma qui devi mangiarla. Andiamo, mangia. Non la voglio. Sì? No. Marcellino! Avanti, mangia. Marcellino! Fermatevi, dove volete andare? Lasciami, Aspettate, lasciami. fermatevi. No? Ma è sfuggito. Ah, tornerà dove vuoi che vada. Bella ricompensa. Con tutto quello che stai facendo per lui. Ero scappato senza saper bene dove andare. Volevo tornare al convento dai miei buoni frati, solo che non conoscevo la strada. Però se tornavo dal conte c'era il pericolo che mi mettesse nella gabbia. Così decisi di aspettare la notte e di farcela da solo. Passarono dei cavalli. Forse mi cercavano. Ma ero stanco e mi addormentai. Mi svegliò la pioggia. Dei cani abbaiavano. Ma non riuscirono a trovarmi perché la pioggia, aiutandomi, aveva fatto perdere le mie tracce. Nel senso che i cani non sentivano più la mia puzza. Ma io ero bagnato fino al midollo delle ossa. Gesù, aiutami tu a trovare il convento. Tutta l'acqua che è caduta stanotte saranno venuti fuori una montagna di funghi. Ah sì? Peccato che non abbiamo un sacco. Purtroppo non abbiamo nemmeno il tempo per andare a cercare i funghi. Aiutatemi! Ehi! Marcellino, ma che ci fai qui? Perché non sei al castello? Ho tanto Sei tutto male. bagnato. Tremi. Voglio tornare al convento con voi. Padre, noi andiamo a pregare per lui.
È tutto a posto, Marcellino. Adesso riposa. Dormi tranquillo. Fa presto, fa presto! Apri la porta del passaggio alla soffitta in cima alla scala. Subito, subito. Andiamo, sbrighiamoci. Ecco qua, è aperta. Dobbiamo nasconderlo su, nella cella campanaria. Fate attenzione, mi raccomando. Ehi del convento! Aprite subito! Andiamo tutti giù in chiesa a pregare per Marcellino. Un po' di creanza, per favore. Che modi sono? Se non vi calmate non apro, che vi è successo? Marcellino! Il figlio del conte non lo troviamo più! E qui da voi per caso non negate? Io non nego. Allora aprite e consegnatemelo! Per aprirvi io ho aperto. Ma per potervi consegnare il bambino dovrei averlo qui. E qui non c'è. Vado a chiamare il priore, aspettatemi. Dove sono? Chi è che si lamenta? Chi è che si lamenta? È il vento. Chi è che parla? Ma allora è la tua voce. Sei tu, Gesù, che mi parli. Il vento mi fa paura. Me lo fai smettere? Grazie, Gesù. Così è più bello. Lo sai che io mi chiamo Marcellino? È il nome che mi hanno dato i frati. Vorrei raccontarti tante cose, ma è inutile, non possiamo parlare insieme perché tu sai già tutto. Però quella corona di spine che ti hanno messo in testa e i chiodi alle mani e ai piedi non ti fanno male. Non porti tante domande. Quel che è stato fatto è ben fatto. Deve aver perduto la strada del ritorno. Noi non siamo riusciti a trovarlo. Se dovesse venire qui da voi, dovete avvertirci. Ti voglio portare una cosa, non andare via. Dovrete subito riportarlo dal conte, perché ormai lo avete affidato a lui e non potete più cambiare idea. Rassicurate il conte che la vita di Marcellino sta a cuore a noi tanto quanto a lui. La preghiera è l'unica arma di cui disponiamo e possiamo solo pregare per la sua salvezza. Anche il conte prega per lui e si augura di ritrovarlo al più presto, affinché possa a fine mese portarlo a Roma per presentarlo al Santo Padre, per cresimarlo e sciogliere il nodo del maggiorasco.
Guarda cosa ti ho portato. Pane fresco. Non te lo aspettavi, eh? Lo vuoi? Su, prendilo. L'ho fatto fra Pappino. Mangiato non puoi prenderlo. Hai chiodi alle mani. Vi prego, lasciateci tornare alle nostre preghiere. È il modo migliore per aiutare Marcellino. Marcellino, Marcellino, svegliati. Gli uomini del conte sono andati via. Non c'è più pericolo. Ho sognato. Nessuno ti porterà più via da noi. Vieni. Andiamo giù. Vieni, piano, piano. Quei frati non mi convincono. Bisogna sorvegliare il convento. Devi mandare qualcuno per scoprire cosa nasconde la loro strana serenità. Sta tranquilla. Non permetterò un tale affronto. Guarda cosa ti ho portato. Pane e vino.
Ti ringrazio e ti benedico, Marcellino. Tu sei un bambino molto buono. Grazie. Da oggi in poi, per tutti tu sarai Marcellino, pane e vino. Marcellino, pane e vino. Mi piace. Aprite! Per carità di Dio, dateci un pezzo di pane e qualcosa di caldo. Chi siete? Siamo due pellegrini affamati. Un momento, fratelli. Entrate. Faremo quello che possiamo. Siamo il Dio. Venite da lontano? Da dove? E dove andate? A Roma, a sciogliere un voto. Abbiamo promesso alla Vergine degli Angeli di raggiungere a piedi la Basilica Papale, vivendo per tutto il viaggio di sola elemosina. Bravi. La Madre di Dio ci ha salvato un fratello dal male della pietra. Vivere della carità del prossimo è un proposito che vi fa onore. Venite, qui sarete ben accolti nel nome del Signore. Giù, giù, inginocchiati. Ecco qua a voi. Questa è la minestra che passa al convento. Che odorino. Scusa, fratello, vivete soli in questo convento, non avete ospiti? Perché? Perché quasi quasi in queste mura solide, con il profumo che arriva dai fornelli, mi viene la tentazione di farmi frate anch'io. Tu che ne dici? Marcellino, dove vai? Guarda, Marcellino, lo sai che fra Pappina ti vuole bene, però se si arrabbia sono guai grossi, eh? Allora, torna immediatamente a letto che sei ancora debole. Non posso, Sì. non voglio, sono Marcellino pane e vino. Pane e vino? Ma cosa dici, Marcellino? È un segreto tra me e Gesù. Ma quale segreto? Loro, sono i soldati del conte. Soldati del conte, prendeteli! Fratelli, sono soldati del conte, prendeteli! Starete 20 giorni a pane e acqua per aver trattato questi due signori in questo modo. Slegateli. Ma se li lasciamo liberi, tornano al castello e la prima cosa che fanno è di dire al conte che Marcellino è qui da noi. No. Voi altri due, siete disposti a giurare sulla Santa Croce e per il sangue di nostro Signore Gesù Cristo che non direte nulla al conte? Sì, lo giuriamo sul sangue di Gesù e sulla croce, che le fiamme dell'inferno possono bruciarci se spergiuriamo e il diavolo strapparci le carni con le tenaglie infuocate se diremo una parola al conte. Va bene, noi ci fidiamo di voi. Da questo momento la salvezza delle vostre anime è affidata alle vostre coscienze. Fratelli, slegate questi signori. Grazie. Potete andare o restare. No, preferiamo andare via. Abbiamo già causato troppi guai. Io non li slego. L'ubbidienza è la prima regola. Aia! Usavano in quel tempo nel paese 3 nominati ladroni, et vi facevano molti mali. Venuti questi uno dì al predetto luogo, pregarono frate Agnolo Guardiano che desse loro da mangiare per amor di Dio. Continua. Rispose loro in questo modo, et ripreseli molto aspramente dicendo: voi ladroni crudeli et micidiali, non tanto vi vergognate a rubare le fatiche altrui. Fra Teodoro.
Ma ancora, presuntuosi e spacciati, volete divorare le povere limosine che son date a servi di Dio. Marcellino, svegliati. Marcellino. Marcellino. Che c'è? Devo andare nella soffitta. Sì, ma per poco. Sei più sicuro. Lì non ti trovano di certo. Non ci vuoi andare? Sì, ci voglio andare molto. Bravo. E non devi aver paura, figliolo. Su, perché noi adesso li cacciamo via tutti. E così potrai scendere di nuovo e restare con tutti noi per sempre. Quei falsi mendicanti alle tenaglie del conte hanno preferito quelle dell'inferno. Allora, priore, non perdiamo tempo. Andate a prendere il bambino. La contessa sarà una vera madre per lui. Una madre tenerissima. Il bambino resterà qui, con noi altri. Priore, io ho deciso altrimenti. Andate a prendere il bambino. Mi fai una carezza? Come la mamma che non ho. Non ti faccio paura. No. Tu sai chi sono. Sì, tu sei Dio. Vi ripeto che non lo avrete. È quello che vedremo. Liberame Domine de morte, liberame Domine de morte, eterna in die la funesta. Quando cieli movendi sunt et terra, tremens factus omego et timeo, dum discussio veneri, atque venturae. Liberame Domine de morte eterna, indire illa funesta. Quando cieli movendi sunt et terra, tremens factus omego et timeo, dum discussio veneri. Tutto quello che sta accadendo è solo per colpa vostra, priore! Liberame Domine de morte eterna, in die illa funesta. Per l'ultima volta, priore! È un bambino, non avete un po' di pietà? Rispondete! Consegnatevelo, così salverete lui e voi! Brucia tutto. I frati sono in mezzo alle fiamme. Ho paura. Quel per un istinto
adesso non soffri più. Posso appoggiarmi. Allora tu puoi portarmi anche dalla mia mamma. Portami da lei. Marcellino ci ha lasciato. È salito in cielo dalla sua mamma. Forza, dai, andiamo. Dove vai? Dove vai? Ecco, qui termina la mia storia. A volte dolce, a volte un po' cattiva. Come tutte le favole. Questa però è anche la storia di un miracolo. In tutte le favole c'è qualcosa di miracoloso e tutti i miracoli sembrano un po' favole.